Il dottor Madeischi, che di solito si occupa della nostra rubrica 3 minuti per la vostra salute, è da poco tornato dalla Spagna dove ha relazionato su un importante convegno sul piede diabetico. Sentiamo. Ecco, adesso voi vedete il resoconto del Congresso internazionale di Barcellona sul piede diabetico. È stato sicuramente un successo e anche una soddisfazione. Voi vedete che siamo qui a colloquio con alcuni medici e in modo particolare al centro c'è il dottor Aragon, che è il numero 1 per il piede diabetico in Spagna, dirige una clinica a Las Palmas ed è stato molto contento, tra l'altro del Presidente del Congresso e ci ha invitato. Voi vedrete poi anche lo stand nel quale sono esposte le nostre macchine, è stato lo stand più visitato, a detta di tutti, ma le immagini lo possono dimostrare. Anche questo è stata una soddisfazione perché oltre ai medici c'erano operatori dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Germania, oltre che dalla Spagna. Ecco, noi abbiamo presentato le nostre casistiche. Alla mattina voi vedrete lì il dottor Francis, che è primario di oncologia all'Università del Santa Cruz, che ha esposto lui le diapositive che avevo fatto in spagnolo perché non mi sentivo di fare una esposizione in spagnolo. La relazione è stata molto applaudita, ma anche è piaciuta molto, tanto è vero che il presidente dottor Aragon ci ha pregato di fare una nuova relazione al pomeriggio e durante la pausa pranzo abbiamo preparato le diapositive. Sono andato io stesso, come vedrete poi sul palco, a esporre in inglese, questa volta naturalmente, i vantaggi della nostra terapia. Ecco, il congresso è stato sicuramente molto bello, è durato 3 giorni e abbiamo potuto incontrare degli specialisti eccezionali. Per l'Italia, oltre a me, vi erano 2 grossi nomi, c'era il dottor Giacomo Clerici da Milano e il professor Piergisi che dirige il centro a Pisa. Voi pensate che lui tratta 1000 interventi all'anno sul piede diabetico, quindi siamo da un livello molto alto e credo che per noi è stata soddisfazione essere stati invitati, essere stati lì presenti in mezzo a un consesso così importante. E quindi anche San Donà, avendo noi presentato la casistica della casa di cura Rizzola, ha avuto i suoi momenti di gloria e di apprezzamento.